all'atto appunto della vendita delle azioni, le informazioni fornite agli azionisti erano parziali e quindi appunto la banca era venuta meno a quello che è uno dei doveri principali, che è appunto quello di informare in maniera precisa, puntuale e completa gli azionisti. Mancanza di trasparenza sull'investimento. Il giurì bancario ha condannato Veneto Banca al risarcimento parziale, in un caso del 16, in un altro del 25% dell'investimento, a favore di 2 azionisti. Sono le prime 2 sentenze in questo senso. Non si tratta di grosse cifre, ma l'importanza sta nell'aver stabilito un principio che potrebbe essere esteso anche a molti altri casi. Una giovane coppia di Belluno che avevano comprato circa 8.000 euro in azioni, molto di recente, nel 2014, l'altro è il socio di una società di Varese, della provincia di Varese, che appunto per accedere ad un finanziamento era stato appunto caldamente consigliato di acquistare delle azioni. Tra l'altro si attende la sentenza anche per l'altro socio, sentenza che teoricamente dovrebbe essere dello stesso tenore, ed è questo, come detto, l'aspetto più importante della vicenda, quello su cui ci si interroga: se quanto stabilito dal giurì bancario aprirà la strada a risarcimenti anche per gli altri azionisti. Attenzione però, il giurì bancario, detto anche Ombudsman, è un organismo collegiale di giudizio alternativo alla magistratura ordinaria che ha dei limiti precisi. Non si può fare domanda all'Ombudsman per somme superiori ai 100.000 euro e soprattutto gli ordini d'acquisto non devono essere più vecchi, diciamo, di 2 anni rispetto appunto a quando si va a fare il ricorso. Quindi adesso che siamo appunto a marzo 2016 si possono fare appunto ricorsi all'Ombudsman solamente per ordini, vendite di azioni non successive a marzo 2014.